Abbiamo sempre fatto piante tropicali in cui abbiamo un certo ruolo. Con la fusione qui con Galzignano abbiamo integrato le produzioni storiche di Galzignano con Capodarsego, andando addirittura a incrementare il numero delle varietà coltivate, soprattutto con l'attività proprio specifica delle piante tropicali, e di avere i rapporti praticamente in tutti i continenti, esclusa l'Australia. Mi sono accorto proprio che questo mi ha permesso di essere dentro al mondo. A livello, diciamo così, di mondo distante abbiamo fatto parecchi interventi che poi alla fine si sono praticamente configurati in un commercio equo e solidale. Sul territorio invece la cosa è un po' più, diciamo così, più semplice e più difficile, nel senso che oggi purtroppo anche solo dar lavoro e permettere a persone di avere una dignità sociale ha un valore anche questo, perché io mi sono sempre detto dentro che il più grande sviluppo, la più grande imprenditoria che è vincente sotto il piano personale, ma alla fine sul tavolo della tua scrivania hai i pacchetti di curriculum di gente che vorrebbe venire a lavorare e tu non gli dai lavoro, per me questo è un successo imprenditoriale che per me non è concepibile. Insomma. E qui a Galzignano c'è un grande problema in questa zona, che non c'è acqua dolce, c'è solo acqua salmastra. Si può perforare la terra dappertutto, ma viene fuori solo acqua salmastra. E qui, che non avevamo un invaso idrico per dare poi l'irrigazione alle serre, ci trovavamo, per non avere i 100.000 euro per fare l'invaso, a spendere dai 20 ai 30.000 euro all'anno di acqua dell'acquedotto per l'irrigazione. E quindi con uno svantaggio anche ambientale, insomma. E il PSR ci ha accompagnato invece sulla strada qua, ci ha dato la forza di dire no, adesso spendiamo quello che dobbiamo spendere, e ci siamo dotati di un invaso da 10.000 metri cubi di acqua. Nel 2013 era appena morta mia figlia di 14 anni, Chiara, e quindi io stavo vivendo un periodo abbastanza buio, insomma, ecco. Nella vita le cose non esistono mai, secondo me, per caso, però il PSR è intervenuto in una fase sì imprenditoriale, ma soprattutto della mia vita.